arresti per usura ed estorsione ed il sequestro di una villa da 2 milioni di euro nella laguna di Venezia. Le vittime ancora una volta imprenditori in difficoltà economica. Oltre 25.000 nuovi positivi trovati nelle ultime 24 ore in Veneto, 44 i decessi. L'epidemia non arretra anche se il numero dei ricoveri si stabilizza nella marca record di classi in isolamento. Attesa per il DPCM del governo sugli esercizi nei quali per entrare bisognerà esibire il Green Pass. Stavolta non sarebbero esentati i tabaccai, per noi un'ulteriore semplificazione. Ore di superlavoro per i vigili del fuoco a Isola della Scala nel Veronese, in fiamme un'azienda di trattamento rifiuti, danni ingenti. Crolla un pezzo di controsoffitto della succursale del liceo scientifico Nievo a Padova, per fortuna nessun ferito, studenti in DAD, questa volta non per colpa del Covid. Ospite ieri sera a Ring, Paolo 90, ricorda la sorella Isabella a 6 anni dall'omicidio e ancora una volta lancia un appello per ritrovare il corpo. Testimone eccezionale dell'evoluzione della nostra storia, l'omaggio del governatore Zaia alla memoria di Ida Zoccarato, spentasi ieri a 112 anni, era la veneta più longeva. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Incubo 'ndrangheta in primo piano nel TG di questa sera, 4 arresti per usura ed estorsione con metodo mafioso ed il sequestro di una villa da 2 milioni di euro nella laguna di Venezia. Le vittime sono imprenditori in difficoltà economica. Noi abbiamo necessità che gli imprenditori, che coloro che hanno problemi, coloro che sono avvicinati dalla criminalità organizzata parlino, siano disponibili a individuare e a consentire delle indagini. I processi li stiamo facendo, i processi stanno portando anche a condanne importanti a Verona, a Padova e a Venezia. L'appello del procuratore della Repubblica di Venezia Bruno Cherchi segue i 4 arresti, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, con l'accusa di estorsione e usura in concorso con metodo mafioso, che chiamano ancora una volta in causa l'organizzazione 'ndranghetista Grande Aracri e il cosiddetto gruppo bolognino. Un'indagine che a Venezia aveva già portato a 116 anni complessivi di condanna per più di 30 indagati processati con rito abbreviato, e a Padova a 77 anni di carcere per il gruppo di testa dell'organizzazione composto da 7 persone. Nell'operazione di Carabinieri e Finanza anche diverse perquisizioni nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Le vittime sono imprenditori cui sarebbero stati applicati tassi di interesse anche superiori al 200% all'anno. Purtroppo è la solita emergenza che noi troviamo sempre di più in questa indagine. Si tratta di soggetti imprenditoriali, di imprenditori in crisi, che vengono contattati o contattano direttamente questi elementi della società criminale per ottenere dei finanziamenti. I finanziamenti vengono ottenuti, però poi si apre un sistema di usura che l'imprenditore non riesce più a seguire, con quello che ne segue. Nell'indagine spicca il caso di Villa Ducale, un immobile da 2 milioni di euro sull'isola di Mazzorbetto, nella laguna veneziana, ora sotto sequestro preventivo, che secondo la ricostruzione il proprietario sarebbe stato costretto a cedere agli indagati poiché non più in grado di soddisfare il pagamento dei crediti. Sono state delle intimidazioni molto gravi anche. Adesso le intimidazioni sono sempre gravi, sono sempre violente, perché intervengono su soggetti, su parti offese che non sono aduse a comportamenti di questo tipo e che si trovano in difficoltà. L'indagine è completata o prosegue? Ci saranno altri sviluppi? Le indagini proseguono sempre. Gli arrestati sono Antonio Genesio Mangone, calabrese residente in Emilia-Romagna, ex braccio destro dei pluricondannati Michele e Sergio Bolognino, già in carcere a scontare 16 anni e 6 mesi per una lunga serie di estorsioni con metodo mafioso tra Padova, Vicenza e Venezia. Giulio Cuman, 69enne di Schiavone in provincia di Vicenza, e il figlio Bernardino, rinchiusi nei carceri di Tolmezzo e Voghera, e Shaila Illir, un imprenditore di origini kosovare residente a Trevignano in provincia di Treviso. Aumento esponenziale di luce e gas, un salasso per famiglie ed imprese. Il presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, chiede di intervenire sulle accise. Noi dobbiamo intervenire immediatamente sugli oneri accessori e sulle accise, azzerandole.
Per un sistema economico che comunque presentava più di una fragilità già prima dell'avvento della pandemia, ma che si stava rimettendo in piedi dopo i difficili mesi di lockdown, l'aumento esponenziale di luce e gas rappresenta un'autentica mazzata di cui bisogna assolutamente limitare i danni. Per le imprese ci sarà un aumento di 28 miliardi di euro sul consumo dell'energia, che nel 2019 era di 9 miliardi. Perciò capiamo che parliamo di numeri impressionanti che inevitabilmente graveranno sulla produzione, avranno un'implicazione diretta sulla produzione, ma avranno anche un'implicazione diretta sui conti delle famiglie. E una famiglia nel prossimo bimestre rischierà di pagare circa l'80% in più. Secondo il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, sarebbe necessario anche da un lato rendere l'Italia più indipendente dalle forniture estere di gas, dall'altro creare in Europa un grande centro d'acquisto. Intanto sul fronte diffusione del virus, le aziende vivono una situazione che riflette quella del paese. I contagi stanno aumentando, lo vediamo in maniera vertiginosa, però dobbiamo dire che per i vaccinati questo si traduce in un'influenza e poco di meno. Lo dimostrano i dati. Io stesso ho avuto a dicembre il Covid, ho contratto il Covid e in una settimana mi sono negativizzato. Il Covid, ora oltre 25.000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, il record dall'inizio della pandemia. È pesante anche il bilancio delle vittime, sono 44 i decessi. L'epidemia non arretra. In provincia di Treviso, record di classi in isolamento, 1824. Treviso tocca il record della provincia in Veneto con il maggior numero di classi in quarantena, addirittura 3 volte il numero calcolato per Padova e Verona, 600 nel Padovano contro le 1824 della Marca. Di queste 507 sono quarantene, 174 monitoraggi, 841 studenti in autosorveglianza, 102 divisi tra quarantena perché non vaccinati e monitoraggi. Un primato che va a pesare su contact tracing e refertazione, ulteriormente penalizzati dall'assenza di almeno 140 operatori, sempre nel Trevigiano, ad oggi ammalati. Nella bilancia dei numeri conta però il dato sui sintomatici. Sui 10.000 tamponi fatti, 4.200 i positivi trovati ad avere sintomi soltanto in 624. Noi abbiamo numeri altissimi, 1.800 classi. Questo comporta evidentemente una fatica indubbia da parte dei nostri operatori, che ringrazio, ai Covid Point, a chi fa il tracciamento, e ovviamente anche, purtroppo, e mi scuso qui cittadini, lunghe code per andare a fare i tamponi. Le positività sono ancora tante, ma c'è Omicron, quindi questo è abbastanza facile da prevedere. Sicuramente mi auguro che poi si vada a scemare, ovviamente vadano a scemare i contagi. Il paragone con il 2020 rivela la forza di Omicron. I positivi sono oltre 2.200 su 100.000 abitanti, 9 volte di più rispetto allo scorso anno. E così arrivano i rinforzi, chiuse le convenzioni con San Camillo, Laboratorio Bios e Clinica di Monastier, che diventeranno punti tampone accreditati per snellire il servizio in dogana, che ora apre fino alle 22. L'UES punta però ad allargare ancora di più le maglie degli orari, ma serve personale. Intanto slitta a giovedì l'attivazione del servizio di prenotazione con ricetta medica del tampone attivo sul portale della Regione, al quale già altre province come Venezia si stanno appoggiando. Noi ci auguriamo che adesso, con la nuova organizzazione della Regione, la piattaforma, da giovedì in poi si possa prenotare. Sicuramente noi andremo a ampliare l'orario di Covid Point portandoli dopo le 22 di sera. Dal presidente della conferenza delle regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, arriva la nuova richiesta a Palazzo Chigi per un confronto sul sistema delle zone a colori delle regioni, ma anche sulla necessità di un unico testo per razionalizzare la giungla delle norme anti-Covid. Ritengo superato il sistema della differenziazione di colori, perché di fatto non comporta alcuna conseguenza. Quindi noi dobbiamo cercare di razionalizzare, semplificare, mantenendo ovviamente la tutela della salute, ma il più possibile le norme. Stiamo lavorando anche a una sorta di testo unico delle norme Covid, che possano perlomeno far capire con chiarezza ai cittadini. Capisco che in un momento emergenziale il susseguirsi di decreti utili molte volte sia necessario, però adesso penso sia arrivato il momento di cercare di dare almeno un quadro chiaro.
Ed ora le nuove norme che sono in corso di definizione circa l'estensione dell'uso del Green Pass alle attività commerciali. I tabaccai vicentini sul piede di guerra. Per noi, dicono, il controllo del Green Pass sarebbe un'ulteriore complicazione. Il Green Pass in tabaccheria... Sì, diciamo che è importante intanto avere il Green Pass in generale, però tabaccheria è un ambiente dove il cliente sa già quello che vuole, è una toccata e fuga. Essendo da sola anche in negozio farei fatica a richiedere il Green Pass per un secondo che viene dentro a chiedere o la marca da bollo o la sigaretta. Sicuramente è una scomodità in più per chi lavora. Però se deve servire a tenere più controllata la situazione si fa quel che si deve fare. Tabaccai vicentini sul piede di guerra sottolineano il problema relativo ai controlli sul Green Pass qualora il DPCM in arrivo inserisse anche i tabacchi nella lista delle attività commerciali in cui dal 1 febbraio sarà richiesta la certificazione verde. Qui è un passaggio veloce, la gente entra, compra ed esce, non è che si ferma dentro a chiacchierare come può essere al bar. Quindi è una cosa piuttosto veloce. Centinaia di clienti che entrano ogni giorno nelle rivendite per una manciata di secondi. I tabaccai che per motivi di sicurezza non possono uscire dal retro del bancone e molto spesso lavorano da soli, rivendicano anche l'essere servizi essenziali rimasti aperti anche nel pieno del lockdown. Siamo considerati tuttora servizi essenziali appunto perché lavoriamo con il comune o comunque con lo Stato e sì, è importante. Nuova stretta che sarà definita a breve, per cui molti vicentini si esprimono favorevolmente. I tabaccai sono luoghi chiusi come tutti gli altri negozi, quindi secondo me bisognerebbe avere lo stesso atteggiamento, le stesse norme. Io non farei tante distinzioni perché diventa difficile anche ricordarsi tutte le differenziazioni, insomma, quindi per me, insomma, se occorre il Green Pass entro dappertutto. E intanto dal 20 gennaio, come stabilito dall'ultimo decreto in vigore, saranno barbieri, parrucchieri ed estetisti a dover chiedere il Green Pass ai loro clienti. Un bel problema il Green Pass perché ci blocca un po' il lavoro, perché dobbiamo fermarci, controllare e va bene, utile ovviamente per non impestarci di questa malattia. Va bene sì, però complica poi il lavoro. Ma secondo lei i clienti che non ce l'hanno non verranno più? Cosa vi hanno detto? Probabilmente quelli Vax purtroppo non verranno, dunque è una perdita di lavoro. La cronaca ora, mattinata di superlavoro per i vigili del fuoco a Isola della Scala in via Mandello per l'incendio divampato all'interno di un'azienda di trattamento rifiuti, bruciate diverse macchine operatrici per la movimentazione del materiale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri sul posto da Verona, Bovolone con 3 autopompe, 2 autobotti, il carro NBCR e 21 operatori hanno spento le fiamme, poi hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'intera area. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Crolla un pezzo di controsoffitto della succursale del liceo scientifico Nievo a Padova, studenti in DAD, questa volta non per colpa del Covid. Calcinacci e pezzi di controsoffitto a terra lungo il corridoio. Studenti del liceo Nievo della succursale di via Brondolo rimandati a casa e sede chiusa. L'intervento dei tecnici dopo alcune ore ha chiarito l'accaduto. Un tubo del riscaldamento si è rotto, l'acqua è fuoriuscita copiosa inzuppando il controsoffitto che ha ceduto sbriciolandosi in prossimità dei bagni. Fortunatamente il crollo è avvenuto in orario serale, quando la scuola è chiusa e non c'erano né alunni né dipendenti. 10 almeno le classi coinvolte dal danno, quindi per la sicurezza degli studenti la succursale del liceo rimarrà chiusa qualche giorno per consentire l'intervento degli operai. Si sta facendo una verifica per capire il punto di rottura della tubatura, bisogna intervenire probabilmente facendo un bypass e i giorni lavoro che abbiamo davanti non saranno circoscrivibili a 1 o 2, probabilmente una decina. Nel frattempo, per domani, in accordo tra provincia e preside, i ragazzi sono in DAD,
ma è probabile che serva un tempo DAD di qualche giorno in più. L'intervento per il ripristino delle tubature e la messa in sicurezza del controsoffitto del liceo verrà interamente finanziato dalle risorse straordinarie della provincia per l'edilizia scolastica. Ospite ieri sera a Ring, Paolo Noventa racconta la storia e ricorda la sorella Isabella, 6 anni dall'omicidio, e ancora una volta fa un appello per ritrovare il suo corpo. Io ormai mi sono fatto la ragione, mia sorella ce l'ho nel cuore e sia dove sia, ce l'ho qua, nel mio cuore. Da 6 anni ormai Paolo Noventa fa i conti con il dolore per la scomparsa di sua sorella Isabella. Sì, forse si è rassegnato alla sua morte, ma non si è ancora arreso al fatto di non sapere che fine abbia fatto il corpo della donna barbaramente uccisa dai fratelli Deborah e Freddy Sorgato con la complicità della tabaccaia Manuela Cacco la notte del 16 gennaio 2016. Ospite del talk show Ring, condotto dal vice direttore Ferdinando Avarino, Paolo Noventa ha ricostruito la lunga vicenda processuale che ha portato all'arresto dei 3 imputati e ha raccontato come la scelta dei Sorgato di non far ritrovare il corpo di Isabella abbia segnato la sua vita e di fatto anche adesso la stia condizionando, a partire dalla burocrazia che di fatto considera ancora la donna come scomparsa e quindi potenzialmente viva. Non riusciamo altrimenti a sbrogliare delle cose burocratiche. Per esempio? Essendo mancata mia madre, l'erede sarei io e sarebbe mia sorella. Ma in questo momento, non essendoci mia sorella, non riusciamo a chiudere neanche il conto corrente di mia madre. Rimane attivo con dei costi. Parliamo di conto corrente, ma anche della casa, la successione sulla casa di mia madre. Nelle prossime settimane Isabella dovrebbe essere dichiarata ufficialmente morta, ma per Paolo la speranza di trovare il corpo della sorella rimane. L'unico appello che posso fare è se qualcuno, qualche persona che ha conosciuto Freddy sapesse qualcosa, avesse intuito qualcosa, magari in quei giorni potrebbe averla nascosta. Anche dei dubbi che si faccia avanti. È stato girato a Palazzo Balbi a Venezia un video che intende valorizzare le caratteristiche e le bellezze del Veneto assieme alle attitudini sportive e alle discipline invernali che saranno protagoniste tra 4 anni delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Uno spot che ha coinvolto la Fisi Veneto, la FISC Veneto, lo Sci Club Mestre, lo Sci Club Serenissima, il centro agonistico veneziano e più di 50 giovani tra i 9 e 22 anni, atleti dello sci alpino, fondo, biathlon, alpinismo, curling, snowboard, patinaggio di figura, patinaggio di velocità, hockey. Nell'occasione il presidente del Veneto Zaia ha registrato il suo messaggio in lingua cinese. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, torniamo tra pochissimo. E rieccoci in studio con il telegiornale del Veneto. Evitare i contatti e tutte le occasioni che potrebbero favorire il contagio. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto e grande elettore, è entrato in modalità quirinale per evitare che un'eventuale positività possa precludergli il voto per l'elezione del capo dello Stato. Intanto si è negativizzato il capogruppo del PD Possamai, che potrà quindi andare a Roma lunedì prossimo per la prima votazione. Sto evitando le cene, sto evitando quelle cose che magari fino a 2 o 3 settimane fa erano usuali. Grandi elettori veneti, niente cene, incontri, nemmeno la messa, modalità 0 contatti per Roberto Ciambetti in vista della prima votazione lunedì prossimo per eleggere il capo dello Stato. I contagi volano ed il timore che un'improvvisa positività possa bloccare la partenza c'è. È accaduto la scorsa settimana al capogruppo del PD in regione, Giacomo Possamai, assieme al presidente Zaia, l'altro grande elettore veneto. Risultato positivo proprio il giorno dell'elezione. Oggi Possamai si è negativizzato e quindi può guardare con serenità l'appuntamento del 24 gennaio. La preoccupazione di questi giorni, il fatto di essere stato trovato positivo al Consiglio la scorsa settimana, oggi ha lasciato posto alla soddisfazione, alla gioia di poter rappresentare
il Veneto dalla prossima settimana. L'impegno è quello di rappresentare il nostro territorio e l'auspicio è di eleggere un Presidente della Repubblica di cui essere orgogliosi. I lavori in Consiglio regionale non si possono fermare, ma l'accesso all'aula è consentito solo dopo tampone negativo. La nostra attività non può venire meno in questo momento, però sicuramente le occasioni, chiamiamole di contagio o di rapporti troppo amplificati, le sto limitando proprio per essere presente a Roma dal lunedì prossimo. Intanto, nel merito del candidato al Colle, dopo la frase sibillina di Salvini su una sua prossima proposta convincente per tanti, se non per tutti, che sembra dare il ben servito a Berlusconi, in Veneto si guarda al Quirinale con un occhio rivolto a Venezia. Se lunedì 24 non ci sarà una votazione chiamiamola risolutiva, si lavorerà comunque anche nei giorni successivi per trovare, io mi auguro, una figura, sia Berlusconi o sia qualcun altro, che possa far bene al sistema paese, possa far bene, io mi auguro, al regionalismo italiano e anche alle richieste di autonomia che partono dal Veneto. Dal caso D'Arè al caso Bano resta forte la tensione in casa Lega, mentre si rafforza la coesione della parte territoriale del Carroccio, che continua a chiedere i congressi a gran voce. Se ne è parlato ieri sera a Ring, partendo dai sempre più frequenti incontri nella Marca. Non c'è più il patto dell'arancino, com'è che si chiamano quelle cose lì, o ogni volta gli incontri. Oggi c'è il terzo tempo del rugby, perché devi sapere, Mario Conte, Alberto Villanova e non so quanti altri, anche Tony D'Arè, insomma, si ritrovano tutti alle partite del rugby, quindi insomma anche lì probabilmente è luogo in cui discutono. Ho detto niente di sbagliato, Villanova? No, sono andato a vedere la prima partita del Benetton dopo una vita e mi avete beccato subito, quindi... Prima la mischia, poi la meta. Anche gli spalti di una partita di rugby possono diventare terreno fertile di strategia? Pare di sì. Chiedere per conferma alla Lega, o meglio all'anima territoriale di quel Carroccio che vive in queste settimane le tensioni più forti che si ricordino dai tempi del caso Tosi. Richiami ufficiali, scontri a mezzo stampa, venti di espulsione. In mezzo nomi che pesano. Tony D'Arè per le sue esternazioni sull'ambiguità di Salvini e Marcello Bano per l'insoddisfazione evidente di un candidato sindaco calato dall'alto nella partita delle elezioni di Padova. In un periodo come questo parlare subito di espulsione di provvedimenti disciplinari in qualche modo va ad aumentare la tensione, va a aumentare quelli che possono essere i dissapori. Nulla di ufficiale ancora, ma che il mal di pancia sia forte è evidente a tutti, come chiaro che verranno prima o poi al pettine i nodi dei mancati congressi più volte richiesti a gran voce. Il Covid li ha resi difficili, ma alla base questa giustificazione non basta più. Villanova non è l'unico in questi giorni a ricordare su Facebook con orgoglio i 42 anni della nascita della Liga Veneta, e non è difficile comprendere come, al netto di dichiarazioni costanti di unità, la divisione sia netta. Da una parte la longa manus di Salvini e della Lega Romana, con il commissario regionale Alberto Stefani spalleggiato dai parlamentari veneti. Dall'altra la Lega dei sindaci, degli amministratori, dei territori, quelli che spesso si trovano in disaccordo con le decisioni del federale e che spingono per Roberto Marcato come sindaco di Padova, o meglio ancora, come futuro segretario regionale. Una partita delicatissima nella quale viene a mancare, causa Covid, pure il contatto con i militanti. Grandi momenti di ritrovo con i militanti, dalle cene a quelli che sono gli incontri nelle sezioni, nei direttivi. Questo non è avvenuto negli ultimi 2 anni e probabilmente la cinghia di trasmissione dal territorio è un po' venuta meno, ma per questioni oggettive di Covid e di possibilità di trovarsi. I commissari hanno fatto un grandissimo lavoro, un lavoro molto difficile in questo periodo di emergenza, e quindi è logico che comunque ci siano delle tensioni che magari non trovano lo sfogo che abitualmente ci sarebbe nel nostro partito. Nonostante la pandemia e record di trapianti in Veneto nel 2021, la nostra regione è dietro solo alla Lombardia. Sono 528 i trapianti eseguiti nell'anno da poco concluso, di cui 454 da donatore deceduto e 74 da donatore vivente. È un record, afferma il presidente del Veneto Zaia, che dedico con orgoglio alle famiglie dei donatori. Si è spenta serenamente nel sonno Ida Zoccarato, 112 anni, la veneta più longeva.
Ha vissuto 2 guerre, ha superato l'epidemia della spagnola e ha sconfitto anche il Covid che aveva contratto nel novembre del 2020. Nonna Ida Zoccarato è morta domenica all'età di 112 anni, un traguardo che aveva raggiunto lo scorso 24 maggio. Una vita semplice fatta di affetti, piccole e buone abitudini. Ida si è spenta nel sonno dopo aver salutato il figlio Pietro che come ogni giorno le faceva visita. Nell'ultimo periodo Ida era a letto ma sempre lucida e presente, circondata dai nipoti Chiara, Viviana, Donatella, Alberto e 2 bisnipoti Andrea e Aurora. Non si è mai preparati a dire addio a chi amiamo, ma mia nonna se n'è andata proprio come voleva, dormendo serena, e questo un po' ci consola, ci ha detto la nipote Viviana. Il cordoglio per la morte di Ida Zoccarato è arrivato anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che proprio nel giorno dei suoi 112 anni le aveva fatto gli auguri in diretta TV. Faccio gli auguri alla nonna Ida, la signora Ida, di Ponte di Brenta, vaccinata, quindi salutiamo la nonna Ida, che oggi compie 112 anni. Ha combattuto il coronavirus, nemico dell'età moderna con responsabilità, ha detto il governatore Zaia, ricordando che Ida a maggio senza esitare si era vaccinata. I funerali di Ida Zoccarato saranno celebrati mercoledì 19 gennaio alle 15:30 nella chiesa di Ponte di Brenta. Ciao nonna Ida, grazie per il tuo esempio. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci, il meteo. Benvenuti al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul nostro territorio, ma anche molta nebbia in alcune zone. Vediamo dove nel dettaglio di mercoledì 19 gennaio. Sul Veneto tempo stabile ovunque, non sono attese piogge. Cielo in prevalenza sereno sulle zone montane e pedemontane. Nuvoloso invece per nubi basse con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, sul resto della pianura. Spesso saranno fitte e persistenti, specie lo vedete nel Padovano, sul Veronese e sul Rodigino. Altrove invece maggiori schiarite. Temperature in lieve calo, minime tra -5 e 1 grado, massime comprese invece tra i 4 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo inizialmente qualche addensamento sulle aree pianeggianti, ma a seguire più sole dappertutto. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 7-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo, come vediamo, un ampio soleggiamento. Il cielo in questo caso sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime infine sui 7 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.